Con 400 kg di tritolo, venerdì 12 luglio è stato fatto brillare il costone ancora instabile che incombeva sulla strada della Valdogna, interrotta da una frana verificatasi nel mese di febbraio. Come ha commentato il vicepresidente regionale con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, è stata un'operazione riuscita perfettamente, che ora permetterà ai tecnici della protezione civile e all'impresa di poter valutare meglio in quanto tempo la strada potrà essere riaperta. L'interruzione della strada, asse turistico importante per la valle e il comune di Dogna, ha creato non poche difficoltà ad alcune attività economiche della zona. Da una parte il rifugio greco, dall'altra una locanda turistica, un agriturismo e una struttura del CAI di Sandona di Piave che aveva già organizzato tutta la stagione facendo affluire appassionati di montagna da fuori regione. Le operazioni di venerdì 12 luglio, ha concluso Riccardi, sono parte di un'attenzione alla montagna che non viene mai meno. Dopo questo intervento, che ha richiesto attenzione e lunghi preparativi, poseremo la prima pietra per la ricostruzione del ponte di San Martino a Ovaro. Un altro fatto evidente di come, nel rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, nessuno venga lasciato indietro e anzi alla montagna sia rivolto il massimo rispetto. Alle operazioni di brillamento della frana ha partecipato tra gli altri il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini.